Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. In primo piano la cronaca. A Varese spacciavano ai giardini estensi e minacciavano anche di morte i giovani acquirenti che non saldavano i debiti di droga. Di questo sono accusati un italiano di 27 anni e un tunisino di 19 anni, raggiunti oggi da ordinanza di custodia cautelare, uno in carcere e l'altro ai domiciliari. L'indagine è stata condotta dalla squadra mobile di Varese e ha avuto inizio nel settembre del 2020, quando i due erano stati fermati a bordo di un'auto e trovati in possesso di un coltello e di alcuni grammi di marijuana. I successivi accertamenti hanno permesso di risalire al giro di spaccio che gestivano in città e alle minacce con cui pretendevano il pagamento della droga. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ora spostiamoci a Indunolona. Sono stati celebrati oggi i funerali di Alessandro Pionati, il giovane di 29 anni, vittima di un incidente in moto sulla statale 233 della Valganna. Vediamo il servizio, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Tanti giovani e le divise della Polizia di Stato dei colleghi di suo padre hanno accompagnato Alessandro Pionati nel suo ultimo viaggio. La chiesa di San Giovanni Battista a Indunolona era gremita per i funerali celebrati oggi del 29enne morto domenica sera in un incidente stradale in Valganna, mentre era alla guida della sua motocicletta. Attorno alla bara, decorata di rose bianche, in tanti hanno voluto abbracciare papà Antonio, mamma Tiziana e la sorella gemella Eleonora, salutando poi il feretro con un lungo applauso. Ricordando la passione di Alessandro per il volo, coronata nella laurea in ingegneria aeronautica e nel lavoro allo stabilimento Leonardo di Cameri, durante l'omelia Don Francesco Bonatti ha voluto proprio ricordare questo suo talento. Siamo costruiti, ha detto il parroco, con l'energia che porta al cielo, e guardare lassù è un gesto che ci umanizza e oggi ci avvicina al sentire di Alessandro, perché guardare in alto sentiamo di essere fatti per qualcosa che va oltre, e chi ama il cielo sente la sproporzione fra i suoi spazi e la nostra coscienza. E passiamo all'emergenza Covid. Con i dati forniti poco fa da Regione Lombardia si conferma il trend favorevole, con l'indice di positività al 2,3%. Sono 1198 i nuovi casi in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 50.658 tamponi eseguiti. In calo il numero dei ricoveri sia in terapia intensiva che negli altri reparti ospedalieri. In provincia di Varese 163 nuovi positivi, è la seconda provincia più colpita in Lombardia dopo Milano. Questo pomeriggio si sono verificati due incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze. Il primo è avvenuto a Quasso al Monte, dove un uomo di 47 anni è caduto in moto, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Varese. Stesso esito per un uomo di 41 anni che è finito contro un ostacolo lungo la superstrada 336 di Malpensa, è stato trasportato all'ospedale di Busto Arsizio. E sempre sulla superstrada 336 di Malpensa, tra Cassano Magnago e Gallarate, un uomo è stato travolto e ucciso questa mattina. Vediamo il servizio curato da Marco Raimondi, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Tragedia pochi minuti dopo le 9:30 sulla superstrada della Malpensa, dove un uomo è stato investito e ucciso nel tratto di Gallarate in direzione dell'aeroporto. È stato necessario chiudere un tratto di superstrada alla circolazione per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere il luogo dello schianto. Nel tratto non c'è una corsia di emergenza. Il traffico è stato deviato sull'uscita di Gallarate di via Milano e sulla statale 336. Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada di Busto Olgiate e di Varese, oltre ai soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Non è chiaro che cosa ci facesse la persona a piedi sulla superstrada, ma si ipotizza che possa essersi trattato di un gesto volontario. La dinamica però è in fase di ricostruzione e nell'incidente risultano coinvolti anche due uomini di 57 anni che per fortuna non sono gravi. Poco prima, sul tratto della 336 che da Cargo City porta a Oreggio, un 19enne era rimasto coinvolto in un altro incidente. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13. Una buona serata.